in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Incontenibili i fan per il ritorno live di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha inaugurato la Trentino Music Arena con 120.000 presenze. Il cantante sui social: ti amo Trento. Nella notte bianca per il concerto ha alzato il livello di sicurezza. Tensione alla stazione di treni, i vasi binari e i convogli hanno dovuto rallentare. Problemi per il reflusso dall'arena e i parcheggi. Tonnellate di rifiuti lasciati tra la Music Arena e i parcheggi. Erano circa 200 gli operatori di Dolomiti Ambiente impegnati in questi giorni nelle operazioni di pulizia. Dramma al lago di Caldonazzo. Una donna di 65 anni, Liviana Ierta Melchiori, è stata trovata da alcuni passanti senza vita. Incidente per Lauro Tisi, l'arcivescovo di Trento, è finito con l'auto contro la segnaletica stradale. Grande umanità e professionalità in chi mi ha soccorso. Grazie per l'affetto, sottolinea l'arcivescovo. Sei un lavoratore autonomo o hai una piccola impresa? Scadenze fiscali, novità normative, fatture e versamenti. Sono molte le cose che possono farti girare la testa e perdere tempo. Non rischiare. K-Facli ti dà una mano ed è pronto a risolvere ogni tuo dubbio. Grazie ad operatori esperti e con tariffe contenute avrai una consulenza completa anche nelle fasi iniziali, scadenze fiscali e previdenziali rispettate, uno strumento per la fatturazione elettronica, servizi anche online e a distanza, contabilità sotto controllo ma senza stress? Si può con K-Facli.